è uno dei responsabili, diciamo pure così, del Front Furlan, che va a difendere insomma questo nostro Friuli dai soprusi degli altri, come è stato il caso della Terna, che ha già messo i pali, i fili di questa linea Re di Puglia Udine Ovest. Il Consiglio di Stato però gli ha detto: alt, fermi tutti, non c'è un problema ambientale. Beh, adesso che sono su, voi che cosa dite? Vorrei fare alcuni punti in breve per capire di cosa si parla. Da 7 anni si sta gestendo questo minestrone acido. È partito, in 2 mesi hanno realizzato praticamente l'impianto, stanno già tirando i fili. Mentre lo facevano erano in corso 3 ricorsi ben distinti, 7 sindaci, i privati proprietari dei terreni sottostanti e un notaio. Nonostante questo si è cominciato a lavorare senza aspettare l'esito, ok? Andando a dare dei soldi poi anche ai contadini. Tutto questo è stato fatto in base a un ricatto di grosse ditte private del nostro territorio che hanno chiesto questa corrente, che altrimenti mandavano a casa i loro operai, ok? Però non hanno tirato fuori i soldini dei loro per fare quest'opera. L'opera è a spese nostre, di Terna. Terna siamo noi che paghiamo con le nostre bollette. Adesso che il Tribunale, che il Consiglio di Stato ha dato torto a tutta questa prassi, anche dal punto di vista normativo è stato riconosciuto che non è stato fatto tutto correttamente. Chi è che pagherà? Chi saranno i responsabili? Perché si parla di 100 milioni di euro. Certo. Questi ce li ritroveremo, cari signori, nelle bollette. Quindi, oltre che alla beffa di essere stati presi in giro come popolazione e territorio da questi qua, che non hanno avuto rispetto nemmeno dei tribunali che dovevano dare il loro responso, troveremo anche la beffa di dover pagare i loro danni, ma questa volta i responsabili, e ringrazio il signor Aldevis Tibaldi, che in questo caso è stato un ottimo coordinatore con tutti noi, con il nostro movimento del Front Furlan anche, e quindi lo ringrazio, andremo avanti. E chi ha sbagliato deve pagare questa volta, altrimenti non cambiano le regole del gioco. Grazie a voi. Grazie a Claudio Boaro del Front Furlan.